Recentemente Judith Polgar, la più grande giocatrice di tutti i tempi, ha dichiarato di voler abolire i titoli femminili, ovvero i titoli di candidata maestra, maestra FIDE, maestra internazionale e grande maestra. Perché Judith Polgar vuole togliere i titoli femminili, lei che è stata la donna più forte del mondo? Beh, innanzitutto cerchiamo di capire un po' chi è Judith Polgar. Judith Polgar da piccola aveva tre sorelle, aveva altre due sorelle, erano tre, si era allenata anche con Bobby Fischer, suo papà era uno scacchista molto bravo, ha anche scritto libri, no? Le metteva tutte a studiare, le sue figlie, una cultura di scacchi molto buona, poi allenarsi con Bobby Fischer, no? E è cresciuta tantissimo, è arrivata tipo nel top 10 mondiale ed era tra le giocatrici più forti del mondo, ha anche giocato un campionato del mondo assoluto, non un match, un torneo, anche se lì non è andata molto bene. Comunque sì, è stata tra i primi 10 giocatori del mondo, ha vinto contro tutti i giocatori più forti al mondo. E quindi perché vuole eliminare i titoli femminili? Perché lei pensa che il livello delle donne sia più basso, no? Probabilmente anche perché sono meno rispetto agli uomini. Dice che è una questione di motivazione, perché dice che lei ha dimostrato che una giocatrice, una bambina che vuole iniziare a giocare adesso non deve avere come obiettivo quello di diventare forte come la Hu Yifan, che è la più forte giocatrice attualmente attiva. Judith Polgar non gioca già tantissimo, ma una bambina potrebbe avere l'obiettivo di diventare forte come Carlsen, perché lei ha dimostrato che è possibile competere a livello proprio assoluto, no? Per le donne, e quindi secondo lei le donne sono a un livello più basso degli uomini perché hanno meno aspettative, perché dice che anche le famiglie, i genitori hanno meno aspettative per le loro figlie rispetto ai loro figli. Questo è ciò che dice Judith Polgari. Dice anche di non che i titoli dovrebbero essere basati solo sull'elo e non sul genere, perché tutto lo dice in un'intervista, poi è scoppiato tutto il dibattito, perché se ci sono anche meno donne che giocano a scacchi e si vuole incentivare le donne a giocare di più, no? Avere premi di fascia femminili, avere titoli femminili può essere un incentivo, no? Perché appunto le donne abbiano più interesse, no? Proprio più riconoscimento, no? E quindi siano di più, no? C'è anche chi dice che il cervello maschile e il cervello femminile funzionino in modo differente, che quindi il vantaggio fisico che hanno gli uomini in altri sport più fisici come non so, il calcio per dire, c'è chi dice che questo vantaggio ce l'abbiano anche negli scacchi, ci sono tantissime opinioni, quindi qua si è scatenato il putiferio, no? Moltissimi giocatori, giocatrici su Twitter, no? A scrivere bisogna abolire i titoli femminili, non bisogna farlo. Bene, voi cosa ne pensate? È interessante avere i titoli, anche i premi di fascia, no? Femminili, perché spesso ci sono i premi di fascia. Io penso, magari pensandoci, che possa essere giusto, cioè che sia una cosa giusta, però per esempio allora bisogna rendere ben chiaro, no? Che il campionato del mondo non è maschile, è assoluto, no? Però in realtà è una cosa già ben chiara, no? Perché c'è classifica assoluta e classifica femminile, non c'è una categoria maschile, no? Magari in questo momento non c'è questo problema, però è vero che magari in un Open, cioè se giocasse la Hui Fan, no? Una giocatrice fortissima, o la stessa Judith Polgar se tornasse a giocare, teoricamente è fortissima, no? Cioè sarebbe tra i più forti degli uomini, potrebbe competere per più premi, no? Sia il premio femminile sia quello maschile, quindi ha più possibilità, no? E quindi una cosa che potrebbe generare dibattiti, magari
È vero che le donne hanno un trattamento, cioè non c'è uguaglianza, no? Cioè hanno un vantaggio a scacchi rispetto agli uomini, però magari si potrebbe lasciare questo vantaggio fin tanto che il livello medio femminile si alzi, la partecipazione media femminile si alzi, per poi eventualmente togliere, no, questi vantaggi in un secondo momento, cioè se le cose stanno come dice la Polgar, no? E magari per il momento, no, potrebbe essere interessante mantenere la tradizione, non effettuare riforme, no? Perché c'è proprio anche tantissime, cioè si continua a dire, no? Continuano a dire tutte le federazioni così, no? Che c'è bisogno di investire, no? Affinché ci sia maggiore partecipazione femminile così, quindi magari non bisognerebbe togliere incentivi. E qua sì, in un podcast di New in Chess la Polgar aveva parlato tantissimo di questa cosa, si dice che c'erano altri che la pensavano come lei, per esempio anche Irina Krush, una giocatrice statunitense. Ci sono stati degli articoli nel Wall Street Journal, poi suppongo che anche tanti biologi, no, che studiano il funzionamento del cervello hanno commentato, però diciamo che alla fine dipende anche da come uno valuti che siano gli scacchi, no? C'è chi dice che sono uno sport, c'è chi dice che sono una scienza, cioè, a me piacciono di più gli scacchi come scienza, no? Cioè, prima si poteva davvero vedere chi giocava bene, si andava in busta, no? C'erano più tempo di riflessione. Ora diciamo che stanno danneggiando, no? La scientificità del gioco con le nuove cadenze, con il gioco online, vogliono rendere gli scacchi uno sport o un e-sport, no? Quindi che in questo caso secondo la tendenza proprio può piacere, a me non piace, può piacere o non piacere, però con questa tendenza, no, di considerare gli scacchi sempre di più come sport e non come scienza, come bellezza, cioè come una competizione, ci sta allora di seguire, no? Di seguire ciò che si fa negli altri sport, nelle altre attività sportive, nelle altre federazioni sportive, no? E se si vogliono portare più soldi agli scacchi, no? Quindi magari perché sia uno sport olimpico e gli scacchi facciano parte delle Olimpiadi, cioè delle vere Olimpiadi, no? E delle Olimpiadi con tutti gli altri sport, allora lì bisognerebbe, cioè sarebbe controproducente, no? Tutto ciò che dice la Polgar, quindi probabilmente a lungo termine per gli sponsor così sarebbe per gli sponsor, proprio per avere gli scacchi alle Olimpiadi normali, sarebbe meglio, no? Non fare riforme di questo tipo. C'è poi da dire che in questo mondo c'è la libertà, no? Cioè una donna può sempre competere, no? Con gli uomini, e quindi cioè, può giocare tornei assoluti, può giocare, cioè in Italia ci sono i campionati giovanili maschili e i campionati giovanili femminili. Una bambina può scegliere di giocare quelli maschili, ovvero non ci sono quelli maschili e quelli femminili, ci sono quelli assoluti e quelli femminili. Una bambina può scegliere, quindi c'è la libertà di scelta. E alla fine sembra che la situazione attuale non riduca le opzioni delle donne, potrebbe essere una cosa psicologica che magari serve di meno per diventare, non so, campionessa italiana femminile, campionessa europea femminile, che ne so, cioè la campionessa di qualunque paese a livello femminile è più facile, quindi magari essendoci meno lavoro da fare, no? La giocatrice lavora a meno incentivo a studiare scacchi, ad allenarsi rispetto al giocatore, quindi magari è questo probabilmente il pensiero, no, della Polgar. Dice che così si riducono proprio le ambizioni, no, delle donne. E è un tema molto difficile. Se qualcuno ha delle idee, dei commenti, può scriverli per vedere cosa pensate. Davvero non ho idea, ma ripeto, penso che sia meglio mantenere la tradizione, probabilmente anche
perché arrivino più sponsor così negli scacchi, però sarà interessante, se qualcuno vuole esprimere la propria opinione nei commenti, ascoltarli tutti. Alla prossima!